I respingimenti e i diritti dei migranti, la testimonianza di una madre sopravvissuta alla rotta dei Balcani. L'inquinamento dei fiumi in Bosnia, una minaccia per le comunità prodotta dalla povertà. Il quartiere armeno di Bari, costruito dagli scampati al genocidio, è ora uno dei presidi di un'antica civiltà. Un calcio senza volgarità e vandali che crea una comunità. È il caso della Ax Sli, squadra dilettantistica di Varsavia, premiata dalla UEFA. In Slovacchia sono stati avviati programmi per conservare e far conoscere ai giovani i testimoni della Shoah. È normale che le persone si chiedano come faccia una mamma a mettere a rischio la vita dei propri figli con questi viaggi. Spesso però non si ha scelta. Noi siamo stati molto fortunati perché le famiglie vengono trattate un po' meglio delle persone che viaggiano da sole. Alla frontiera la polizia li caccia indietro e li riempie di botte. Li abbiamo visti, pieni di lividi e con gli arti rotti. Per loro è veramente dura. Zeynep ha percorso la rotta balcanica con suo marito e con un bambino di pochi mesi e una bambina di 3 anni. Originaria dalla Tunisia, dove studiava medicina, Zeynep è stata ripudiata dalla famiglia perché si è rifiutata di sposare colui che le ha rubato la verginità violentandola. Ripete spesso di sentirsi fortunata quando legge le storie di migranti che in Bosnia muoiono di freddo, abbandonati sulla strada semplicemente perché non riescono a proseguire il viaggio a piedi. Mentre attraversavamo la Bosnia sono stata aiutata e curata da una famiglia. Avevo 2 fratture alla gamba. Abbiamo raggiunto a piedi il campo di Kladuša al confine con la Croazia. Lì regna la disperazione, la gente non ha nulla, si spara, si muore, è pericolosissimo. Migliaia di migranti rischiano la vita tentando il game, l'azzardo alla frontiera per raggiungere l'Europa, ma vengono mandati indietro, dall'Italia in Slovenia, in Croazia, in Bosnia, respinti in paesi in cui vengono esposti a trattamenti inumani e degradanti, per usare i termini del Tribunale Ordinario di Roma, che nell'ordinanza del 18 gennaio ha definito illegali le riammissioni informali tra l'Italia e la Slovenia. Volute dal Ministero dell'Interno in attuazione dell'accordo bilaterale del 96, sono state circa 1.300 nel 2020, ma secondo il Tribunale violano gli obblighi costituzionali e il diritto internazionale ed espongono consapevolmente i migranti a soprusi e violenze. È il primo pronunciamento di questo tipo. L'ordinanza del Tribunale di Roma si chiede cosa succede alle persone una volta che vengono respinte illegalmente dalle frontiere e, per sapere cosa succede, fa riferimento a una serie di rapporti, tra i quali i rapporti di Amnesty International, che dicono che le persone vengono scaricate come dei barili dalla Slovenia alla Croazia e dalla Croazia in Bosnia, e spesso, come capita in Croazia di recente, le persone sono sottoposte a pestaggi, a trattamenti disumani o in alcuni casi a tortura. Tutto è partito da un ricorso presentato da un 27enne pakistano respinto a Trieste. Ora si trova a Sarajevo e potrà tornare in Italia per chiedere asilo. Per il Tribunale di Roma le riammissioni informali sono illegali se il migrante manifesta l'intenzione di chiedere protezione internazionale. Il Viminale intanto sta valutando se presentare un ricorso e ci sarebbe anche l'intenzione di coinvolgere le istituzioni europee, in quanto non può essere delegato a un singolo Stato sindacare se il paese nel quale viene riammesso il migrante non rispetti i diritti umani. Intanto nei campi profughi bosniaci migliaia di migranti stanno sfidando il gelo in attesa di ritentare il game, la pericolosa traversata dei boschi croati e sloveni. Spero che l'Europa faccia qualcosa per queste persone. Sono veramente povere, hanno intrapreso un viaggio rischioso per avere la libertà, per essere libere di parlare, di studiare e di lavorare. Nei nostri paesi, se parli, vai in prigione. La situazione lungo la rotta balcanica deve cambiare. Libertà per i rifugiati. Un disastro, tonnellate di rifiuti, soprattutto plastica, che si infrangono sulla diga della centrale di Visegrad, sul fiume Drina in Bosnia al confine con la Serbia. Una vergogna che si ripete ciclicamente di anno in anno, di mese in mese, ad ogni piena.
La Drina e i suoi affluenti, fiumi che scorrono attraverso Montenegro, Bosnia e Serbia, trasformati in discariche. Polistirolo, nylon e bottiglie di plastica hanno otturato le turbine della diga. Il blocco della centrale è una conseguenza della rottura di una barriera galleggiante posta a monte della diga per fermare l'immondizia. Gli ambientalisti da anni denunciano il problema delle discariche lungo il fiume. Questo è un problema enorme, un problema comune a molti paesi. Un anno fa i ministri di Montenegro, Serbia e Bosnia si sono incontrati con le autorità locali, ma non è stato fatto molto. Continueremo a fare pressioni sulle autorità affinché qualcuno faccia qualcosa. Naturalmente abbiamo informato anche i funzionari dell'Unione Europea e chiesto loro di aiutarci. Le esperienze italiane, ma anche di altri paesi, ci insegnano che la cattiva gestione dell'immondizia è sempre accompagnata anche da corruzione e fenomeni malavitosi. Anche in Bosnia è così. Sia nella Repubblica dei Serbi sia nella Federazione Croato-Musulmana non esiste raccolta differenziata, gli inceneritori sono pochi e nelle discariche, spesso abusive, i rifiuti vengono bruciati in roghi a cielo aperto. Succede anche con i rifiuti raccolti dalla Drina a Visegrad. Ho vissuto qui tutta la vita e questo problema è sempre esistito. Tutta la spazzatura di plastica che tirano fuori dal fiume finisce nella discarica a circa 300-400 metri da qui. Nella discarica ci sono spesso incendi che disperdono nell'aria diossina e altri veleni. Queste sostanze tossiche finiscono attraverso canali sotterranei nel fiume. Abbiamo avuto grandi morie di pesci e un pericolo per le persone. Una costante minaccia per l'ecosistema. La Bosnia è ricca di acque dolci, fiumi e laghi, una fortuna che viene dilapidata senza ritegno. Nel paese sono oramai centinaia i progetti per la costruzione di mini centrali idroelettriche, investimenti proposti soprattutto da gruppi industriali stranieri per sfruttare i finanziamenti europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Queste centrali però sono fortemente contrastate dalle comunità locali. È il caso della progettata centrale di Merdani, un progetto piccolo che però cambierebbe l'ecosistema del luogo e toglierebbe agli abitanti la possibilità di usare il torrente per la zootecnia e l'agricoltura. Diritti collettivi che risalgono al Medioevo e che né gli ottomani, né gli Asburgo, né la Jugoslavia socialista si sono mai sognati di togliere a queste comunità. Questo si chiama Kashgar è una croce di pietra, è il simbolo dell'Armenia e del popolo armeno, della fede e della cristianità del popolo. Questo simbolo in Armenia l'Armenia è ricca, ma la cosa più importante è che dove abita un armeno nel mondo, in qualsiasi nazione, anche solo un armeno, la croce è anche gli fa compagnia. La guerra fra Armenia e Azerbaigian, finita con una tregua firmata il 10 novembre scorso sotto l'egida della Russia di Putin e con il ritiro da parte degli armeni da 7 province del Nagorno-Karabakh, all'amaro sapore del già visto e del già vissuto per tutti gli armeni sparsi per il mondo dopo la diaspora del secolo scorso. Così anche a Bari, dove risiede una comunità molto viva, formatasi un secolo fa nel villaggio di Norarax, fondato dal grande poeta armeno Ran Nazarianz, che accolse decine di famiglie in fuga dal genocidio turco. Un esodo che si è ripetuto anche di recente, nella Siria dilaniata dalla guerra civile e da ultimo in Nagorno-Karabakh. Già 100 anni fa Ran Nazarianz parlava del conflitto tra armeni e azeri. Sì, Ran Nazarianz parlò nel suo primo libro pubblicato qui in Italia proprio di questo conflitto che risale al 1905, quando la Russia zarista sobillò gli azeri contro gli armeni che avevano rivendicazioni autonomistiche e provocò dei pogrom. Professor Boloyan, lei ha dei familiari in Siria, ad Aleppo e anche in Armenia, tutti luoghi toccati dalla guerra. Un trauma che si ripete.
Sì, ho dei familiari ancora in Siria, ma la maggior parte dei miei familiari sono dispersi ormai tra l'Europa e l'America, in modo particolare anche in Armenia. Da tutti gli armeni che c'erano in Siria, praticamente 140.000, sono rimasti adesso 15.000. Dovunque noi siamo stati abbiamo cercato di costruire le nostre case, le scuole, i circoli, le chiese per poter preservare la nostra identità e nello stesso tempo promuovere la cultura nostra. E anche grazie all'attivismo dei cittadini di origine armena che vivono nel nostro paese, i rapporti culturali fra Italia e Armenia restano molto intensi, come dimostra anche la visita nel 2018 del presidente della Repubblica Mattarella a Yerevan, dove ha reso omaggio al memoriale delle vittime dello sterminio. Si tratta di una storia antica che oggi viene ripresa. Di questo è un esempio il volume Futuro Passato, voluto dall'Ambasciata della Repubblica Italiana a Yerevan. Un volume che racchiude non solo le tradizioni, il cinema, la musica, le arti visive e tutto quello che vi è stato di scambio fra Italia e Armenia nel corso degli anni, ma anche in particolare le relazioni recenti a livello istituzionale, a livello commerciale ed economico, come avviene in qualsiasi ambito diplomatico. Sul lago della diga di Lipno, nel sud della Boemia, un cavallo sfuggito al proprietario è sprofondato nel ghiaccio. L'animale, prima di essere salvato dai pompieri, ha resistito nuotando per più di un'ora nelle acque ghiacciate. Adagiato su una slitta e riscaldato da una coperta termica, è stato portato a riva dai soccorritori. Il cavallo, passati 20 minuti, si è rialzato e sta bene. Dimenticate gli insulti ad arbitri avversari, dimenticate i vandalismi e comportamenti antisportivi. Sugli spalti è sempre festa e goliardia, almeno così era prima della pandemia. Gli striscioni non li preparano gli ultra, ma i bambini. È il caso dell'HS Zue di Varsavia, squadra che nel 2019 ha ricevuto il Grassroots Award della UEFA, premio dedicato a chi lavora dal basso. Il club era nato 4 anni prima da un'idea di un gruppo di amici. La società sportiva alternativa, questa è la traduzione del suo nome, sarebbe stata posseduta dai tifosi, ci sarebbe stata eguaglianza di genere, avrebbe agito contro le discriminazioni e intrapreso iniziative sociali e culturali in un quartiere difficile. Un club democratico, come lo definiscono i suoi 200 soci, tra cui Michał Podgórski. Dopo 5 anni abbiamo fatto, a parte delle promozioni sia della squadra maschile che femminile, mi sembra che va bene, siamo contenti. Certo, una nuova esperienza, abbiamo dovuto imparare parecchio, perché nessuno di noi non aveva mai prima esperienza di gestire una squadra, però ci dà delle grossissime soddisfazioni. Ma quali sono le cose più difficili di questa esperienza? Comunicare tra 200 padroni di squadra non è facile, abbiamo trovato già i modi di risolvere i problemi tra di noi. Ovviamente i fondi, quello sì, per mantenere una squadra ci vuole un budget che dobbiamo raccogliere tutti gli anni, ma sono questi i problemi maggiori. Anima sin dal principio della squadra maschile è l'allenatore Antonio Shehadi, ex calciatore arabo-israeliano trapiantato in Polonia, che ha detto subito sì alla proposta. L'idea dell'uguaglianza, del non razzismo, di essere te stesso, non importa da dove tu venga, di quale religione tu sia o di che colore sia la tua pelle. Tutto ciò mi ha convinto a unirmi a questa società. Seguire certi ideali però non significa ignorare il lato più prettamente competitivo. Finora la compagine maschile e quella femminile hanno ottenuto una promozione a testa e l'ambizione di continuare a salire, e da poco ci sono anche basket femminile e frisbee. Lo sport è sport, è una competizione. Non siamo bambini che imparano a giocare, siamo adulti, vogliamo giocare per vincere. Una circostanza del tutto particolare riguarda la squadra femminile di calcio. L'allenatrice e una delle calciatrici sono sposate tra di loro. L'idea del club è molto vicina alla mia visione del mondo in cui voglio vivere. Sono molto orgogliosa di esserne parte.
L'accettazione della loro omosessualità e del matrimonio non è un fatto scontato nella Polonia d'oggi. Ma la società è un'isola felice, come una bolla per noi. Quando siamo tornate dal matrimonio ci hanno fatto degli striscioni e ci hanno cantato dei cori. È carino, specialmente per la situazione polacca. Un gruppo eterogeneo, quello dello ZUI, che accoglie ben volentieri stranieri spatriati in Polonia, ma anche musicisti, come nel caso di Iwo Jedinecki. Avevo sempre sognato di far parte di una squadra 11, ho amici che giocavano qui e quando ne ho sentito parlare ho detto questo è il posto perfetto per me. L'atmosfera che c'è attorno è una cosa che apprezzo molto. Salvare la memoria prima che sia troppo tardi, non perdere qualche granello di sabbia mentre la clessidra procede inesorabile. Una memoria, quella del Novecento, spesso tragica, ma che proprio per questo va salvaguardata e coltivata, ma anche vissuta. In Slovacchia per molti anni ciò non è stato possibile e ancora oggi, dice Sandra Polovkova, a scuola non si fa abbastanza. La ONG che dirige Post Bellum raccoglie le testimonianze di chi ha vissuto l'orrore dell'Olocausto o la repressione del regime comunista. Post Bellum vuole ricordare che la libertà e la democrazia sono estremamente fragili. Vogliamo che la gente sappia cosa è accaduto durante gli anni del fascismo e poi in quelli del comunismo. Ci sono molte persone che ad esempio ricordano positivamente lo stato filonazista slovacco. Per me questo è inaccettabile. Tutte le testimonianze raccolte vengono pubblicate in un database online. Post Bellum ha anche la sua rivista e organizza mostre in varie parti del paese. Ma l'attività più importante è quella fatta di persona. I workshop si basano sull'espressione drammatica. I partecipanti interpretano i ruoli di veri testimoni attraverso i racconti, fanno esperienza di eventi come la Seconda Guerra Mondiale o le collettivizzazioni forzate nel secondo dopoguerra. Uno dei progetti principali è Sulle orme dei bambini nascosti, un percorso di una intera settimana lungo i passi di Eli ed Esther Vago, due fratelli ebrei, poco più che ragazzini negli anni del governo collaborazionista di Tisso, dell'insurrezione nazionale slovacca e della sua repressione da parte dei nazisti. Eli oggi vive in Israele, lo raggiungiamo in videochiamata. Per me è stata una cosa enorme, ero scioccato. Per molto tempo dopo questa iniziativa sono rimasto emozionato, commosso, non smettevo di parlarne. Fuggiti dal loro villaggio, Eli ed Esther passarono 3 notti nel 1942 nascosti nel cimitero ebraico, prima di essere trovati da un militare tedesco e venire deportati nel campo di concentramento di Sered, dove passarono 2 anni. Di giorno ci nascondevamo a casa di nostro nonno. Se arrivava qualcuno ci chiudevamo dentro l'armadio, ma una volta commisi un errore. Lasciai una pantofola fuori dal guardaroba. Un nazista capì che dentro c'erano dei bambini, forzò le ante con la baionetta e ci trovò, ognuno nel suo angolo, io a sinistra e mia sorella a destra. Della memoria si occupa anche Destini, la trasmissione condotta alla radio pubblica da Sonia Ghiarfasciova è diventata poi un ciclo di documentari. Abbiamo raccolto centinaia di testimonianze. Posso citare ad esempio la storia di Jaroslav Fabok, scomparso di recente. Fu membro della Resistenza e combatté contro i nazisti, ma dopo la guerra fu perseguitato per motivi politici dal regime comunista. Condannato all'ergastolo, passò 16 anni in prigione. C'è un nuovo interesse intorno a questi temi, dice Sonia, che spiega: anche dopo la rivoluzione di velluto per anni queste storie sono state ignorate. Ora le stiamo riscoprendo. Scopriamo problemi ancora aperti nella nostra società, ad esempio le pensioni delle vittime della repressione, 3 volte più basse di chi quella repressione la mise in pratica. Ma c'è anche un cambiamento politico. Oggi per la prima volta la presidente Chaputova assegna dei riconoscimenti a queste persone. Non li vediamo più solo come vittime, ma come chi nella vita ha saputo costruire qualcosa.